Buongiorno a tutti, mi chiamo Davide Troncon e lavoro presso CS4 Certificazioni, dove mi occupo di certificazione forestale, della biodiversità e agricoltura biologica. Oggi sono qui con i colleghi Marco Modei Salè, che all'interno di CS4 si occupa di innovazione, e Stefano Astrini, che si occupa invece di agricoltura biologica. Innanzitutto ringrazio Veneto Agricoltura per l'invito e per averci dato l'opportunità di presentare il lavoro che abbiamo fatto in Cansiglio con la valorizzazione dei prodotti del Cansiglio, che è un progetto promosso da Veneto Agricoltura stessa, che all'interno dell'altopiano del Cansiglio gestisce la foresta regionale demaniale. Due parole su CS4. CS4 è un ente che è nato 30 anni fa, e da sempre si è occupato di agroalimentare, è stato il primo organismo in Italia ad occuparsi di certificazione delle DOP IGP e STG ed è stato il primo ad essere accreditato da Credia nell'ambito della certificazione volontaria di prodotto. Da allora, dalla sede principale, che tuttora è la nostra sede di Tiene in provincia di Vicenza, si è allargato a molte altre sedi in Italia e all'estero, e parallelamente anche i settori si sono espansi, si sono allargati, partendo dall'agroalimentare a tutto quello che riguarda i temi della sostenibilità, la formazione, l'agricoltura biologica, il settore delle foreste, del legno, della carta, per cui la certificazione PFC ed FSC, e altri servizi come i servizi alla persona, l'information technology e molti altri ancora. Parliamo di Altopiano del Cansiglio. L'Altopiano del Cansiglio è un altopiano carsico che si trova a cavallo tra due regioni e tre province, tra la provincia di Belluno, Treviso e Pordenone, ed è circondato dal cosiddetto Bosco d'Areme o Foresta dei Dogi della Repubblica Serenissima di Venezia, e rappresenta tutt'oggi una delle risorse ambientali più importanti della regione Veneto. È un altopiano particolare, nel senso che anche dal punto di vista climatico gode di una conformazione e di la presenza di nebbie che determinano un'inversione termica che fa sì che, ad esempio, gli orizzonti vegetazionali siano quelli più freddi siano più in basso, mentre quelli più caldi, come la faggeta, siano situati nella parte più alta. E questa corona di foreste appunto circonda questo vasto altipiano, al cui interno vi sono dei pascoli che sono l'ambiente nel quale abbiamo svolto questa attività di valorizzazione. Dicevamo Bosco d'Aremme in quanto da sempre la Serenissima ha considerato questo bosco, questo ambiente particolarmente strategico per la produzione di legname destinato all'arsenale, alla produzione di remi delle galee venete, e tant'è che appunto a metà del 1500 venne proprio designato un magistrato che doveva gestire queste foreste, questi ambienti. Diciamo che in qualche maniera si può pensare che questo sia stato uno dei primi esempi di quella che oggi noi chiamiamo selvicoltura naturalistica, cioè di quella selvicoltura che ha come obiettivo principale quello di mantenere le risorse boschive anche per le successive generazioni, e pertanto di andare a prelevare quello che si chiama l'interesse, mantenendo inalterato il capitale. E proprio perché Venezia aveva bisogno di contrastare l'invasione dei turchi, aveva bisogno di galee sempre più forti, sempre più potenti, in grado di ospitare uomini e mezzi, che ha dovuto ricorrere a del legname che fosse particolarmente resistente, e questo legname è stato individuato appunto nel faggio del Cansiglio, che ha delle particolarità, è privo di nodi, è particolarmente duro, elevato, e pertanto aveva le caratteristiche giuste per poter essere utilizzato in questo contesto. E la gestione poi, questa buona gestione che già parte appunto da lontano, si è trasferita fino ai giorni nostri, passando prima con la trasformazione della foresta nazionale demaniale all'inizio del Novecento,
ma poi anche trasferendosi a livello regionale nel 1977-78, quando c'è stato il passaggio dalle foreste demaniali nazionali alle foreste demaniali regionali, ed è tuttora così. La gestione ora è in capo a Veneto Agricoltura, che è l'agenzia veneta per il settore primario, che gestisce appunto la foresta regionale in toto e anche le aree di pertinenza. Per cui abbiamo detto silvicoltura naturalistica che viene tuttora praticata attivamente in Cansiglio, i cui obiettivi sono quelli di mantenere e di avere un bosco che sia ecologicamente stabile, che preservi la biodiversità che ha all'interno, ma che al tempo stesso abbia anche la possibilità di fornire del reddito, di fornire un indotto per le popolazioni locali. E questa gestione si fatta con queste radici, diciamo, che vengono da lontano e che hanno appunto rappresentato un punto di forza da sempre di questa foresta, non potevano non incontrare i requisiti di quello che è la gestione forestale sostenibile, che viene proposta dal PEFC, che è uno degli schemi di certificazione internazionali che si occupano appunto di gestione forestale sostenibile. Infatti la foresta regionale demaniale del Cansiglio fa parte della certificazione di gruppo che si chiama Foresta Amica e ha al suo interno 3.500 ettari certificati. Questi ettari certificati possono produrre un legname che può fregiarsi del logo che vediamo qui rappresentato e che pertanto testimonia, attesta l'origine sostenibile del materiale, per arrivare come comunicazione fino al consumatore finale o all'utilizzatore finale, tramite quella che si chiama catena di custodia PFC. Inoltre, proprio pochi mesi fa, nell'estate scorsa, la Foresta del Cansiglio ha raggiunto un altro importante risultato, che è quello di aver ottenuto prima in Italia e anche nel mondo la certificazione dei servizi ecosistemici di PFC. Cosa sono i servizi ecosistemici? Sono tutti quei servizi, quelle funzioni che la natura naturalmente offre a beneficio dell'uomo e che PFC ha inteso di inquadrare all'interno di uno schema specifico di certificazione per andare a testimoniare, a verificare l'impegno che l'azienda, che il proprietario boschivo in questo caso, mette nel perseguire a seconda dei casi la tutela della biodiversità, la promozione di un turismo sostenibile all'interno di queste zone o lo stoccaggio del carbonio, stoccaggio questo che deriva da una azione differenziale rispetto a quella che viene chiamato il business as usual, cioè ad esempio lo stoccaggio differenziale che viene determinato dal cambio di una forma di governo in un'altra. Tutte queste cose vengono riportate all'interno di questo schema di certificazione, per il quale Veneto Agricoltura si è certificata per il momento per la parte di tutela della biodiversità. Questo è stato reso possibile grazie soprattutto a un progetto che a sua volta Veneto Agricoltura aveva condotto da 3 anni a questa parte, un progetto Interreg denominato BioDelta4, di cui Veneto Agricoltura era uno dei partner, assieme all'analoga struttura del Tirolo austriaco e alla foresta di Ampezzo, che ha visto il coinvolgimento anche dell'Università di Padova, del Dipartimento Tesaro dell'Università di Padova, che aveva come obiettivo quello di stabilire delle modalità innovative di valutazione della biodiversità degli ecosistemi forestali. Pertanto c'è stata una grande attenzione, una grande attività di studio di questi ambienti che hanno portato poi appunto PFC a riconoscere questo impegno tramite la certificazione dei servizi ecosistemici. Per cui ancora una volta il Cansiglio è stato, diciamo, una palestra per testare nuove cose, cosa che abbiamo fatto anche quest'estate con altri schemi, con i colleghi che mi seguiranno tra un po'. Per cui è stata una palestra per il BioDelta4, è stata una palestra per il PFC per mettere a punto questo standard nuovo, e da qui l'importanza appunto di questa foresta e della gestione che appunto Veneto Agricoltura investe in questa tipologia di ambiente.
Ecco, all'interno di questo progetto, all'interno di questo ambiente, la volontà di Veneto Agricoltura a un certo punto è stata quella di cercare di valorizzare anche le altre risorse dell'altipiano e pertanto in particolare i prodotti lattiero-caseari. Infatti la gestione che viene fatta all'interno di questa zona è perfettamente compatibile, perfettamente integrabile con il territorio. Si tratta ovviamente di un allevamento di tipo estensivo e che pertanto può essere tranquillamente valorizzato secondo alcuni schemi. Gli schemi che CSQA ha pensato di proporre come valorizzanti in questo processo sono, li vedremo fra un po', la certificazione della rintracciabilità, la certificazione IFOAM, di cui ci parleranno Marco e Stefano fra un po', ma l'idea di fondo era quella di partire dall'esistente, cioè cercare di non sovrapporsi ad altre cose che c'erano già in essere, in carico al caseificio che c'è in Consiglio, ma di cercare di andare ad aggiungere qualcosa cercando delle integrazioni tra i vari schemi, cercando pertanto di avere un processo il più lineare e il più semplice possibile, evitando inutili sovrapposizioni. Per cui questo è un po' lo schema che abbiamo cercato di seguire. Vedete che alla base c'è la certificazione biologico, diciamo la certificazione in ambito regolamentato dell'834, e alla quale viene affiancata una certificazione della biodiversità dei prati e pascoli, che vedremo alla fine del nostro intervento, e queste due certificazioni vanno già a coprire alcuni requisiti della certificazione IFOAM, che sono ad esempio la gestione dell'ecosistema e del suolo e dell'acqua per quanto riguarda la biodiversità, la zootecnia, tutta la parte di confezionamento degli ingredienti e delle materie prime per quanto riguarda invece il regolamento 834, per cui tutte queste cose sono già state verificate tramite la certificazione appunto 834 e Biodiversity Friend. Invece per quanto riguarda la giustizia sociale è stato fatto un focus apposito e pertanto si è completato con questo l'offerta della certificazione IFOAM, andando a verificare tutti i requisiti che questo comprende. Analogamente in ambito forestale, come già detto, siamo partiti dall'esperienza del BioDelta 4, cioè di questo studio che poi ha anche prodotto una pubblicazione diciamo sia di testo e sia anche come guida di campo, per andare a costruire sopra la certificazione dei servizi ecosistemici di PFC. E infine altre due certificazioni che sono il prodotto di montagna e l'ISO 22005 che riguarda la rintracciabilità di filiera, di cui ci parlerà Marco, che fungono un po' da base un po' per tutte le certificazioni. In realtà il prodotto di montagna non è una vera e propria certificazione, ce lo racconterà meglio Marco più avanti, è un riconoscimento che l'azienda fa in autocontrollo, diciamo. Il tutto dovrebbe confluire, ma siamo ancora in una fase diciamo, di elaborazione, in un marchio cappello che dovrebbe raccogliere un po' tutti questi valori e che dovrebbe appunto rappresentare una sorta di carta d'identità dei prodotti del Consiglio. Per cui queste sono in sostanza, riassumendo, le tre norme che abbiamo proposto in aggiunta a quelle che già c'erano in capo ai produttori del Consiglio, cioè la certificazione della rintracciabilità di filiera con la 22005, la certificazione dei prodotti lattiero-caseari a fronte della norma IFOAM e la certificazione dei prodotti lattiero-caseari ancora una volta a fronte della norma Biodiversity Friend relativa al modulo dei prati e dei pascoli. A questo punto io lascerei la parola a Marco Modei Salè per la parte relativa alla certificazione di rintracciabilità. Prego Marco. Grazie Davide. Mi sentite? Bene, grazie Davide, buon pomeriggio a tutti. È veramente un piacere essere qui oggi e poter raccontare quella che è stata un'esperienza direi veramente interessante e anche emozionante da un certo punto di vista. Io ho seguito personalmente la progettualità legata alla certificazione della rintracciabilità di filiera e quindi ho avuto modo proprio sul campo di seguire sostanzialmente i prodotti che sono stati certificati, parliamo quindi di prodotti lattiero-caseari, dall'alimentazione delle bovine da latte
seguendo passo passo un po' tutta la filiera e arrivando al prodotto finito, oggetto appunto di rintracciabilità. Per poter avere una certificazione di rintracciabilità sembrerà banale, ma bisogna avere ovviamente una filiera che sia strutturata. E il centro caseario Cansiglio, grazie alla sua esperienza e anche alla professionalità delle persone, della direzione e di tutto il team, è riuscita in questi anni a creare veramente una vera e propria filiera, cioè un insieme di operatori che hanno condiviso un valore, un obiettivo comune e che hanno condiviso delle regole del gioco. Queste regole del gioco sostanzialmente, come potete immaginare, sono legate al fatto di trasferire le informazioni di rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finito, ma sono anche un modus operandi, sono anche una condivisione proprio di valori legati a quello che è il prodotto e all'origine del prodotto. Quindi questo è l'aspetto fondamentale. Come accennava prima Davide, lo standard che abbiamo scelto per fare questo tipo di progetto, quindi per certificare la rintracciabilità della filiera, è lo standard internazionale ISO 22005, che sostanzialmente è, possiamo dire, un modello a cui ispirarsi proprio per costruire un sistema che possa creare un flusso di informazioni bidirezionale, strutturato e autorevole. Scusa Marco, ti interrompo. Hai parlato di flusso bidirezionale, forse è il caso di spiegare la differenza magari tra tracciabilità e rintracciabilità. Certo. Allora, giusta osservazione e grazie, perché così mi dà la possibilità anche di entrare in alcuni aspetti un po' più tecnici, però diciamo funzionali e utili a capire quello che è stato anche il lavoro del consorzio e il nostro. Quindi tracciare un prodotto significa seguirne la storia dalla materia prima fino alla consegna del prodotto finito al consumatore finale. Rintracciabilità, quindi rintracciare, significa recuperare delle informazioni a partire dal prodotto, risalendo piano piano all'indietro, andando fino alla produzione della materia prima, quindi nel caso nostro del latte, ma addirittura, come vi dicevo prima, dell'alimentazione delle bovine. Quindi questi, diciamo, sono i due termini che contraddistinguono un po' il flusso di informazioni. Quando si parla poi di rintracciabilità si entra nell'ambito di quello che è sostanzialmente di quella che è la macro area legata alle certificazioni di prodotto. Quindi certificare la rintracciabilità di un prodotto significa certificarne l'origine, quindi garantire che tutte le operazioni collegate ai flussi siano in grado di garantire che l'origine è certa ed è quella dichiarata, e significa anche magari diciamo, collegare al prodotto alcuni aspetti di processo precisamente legati al prodotto. Detto questo, appare chiaro quindi che è importante definire da parte del consorzio, ed è stato fatto, e quindi da parte nostra come ente di certificazione, definire appunto quelli che sono un po' i prodotti in gioco. Parlavamo di prodotti lattiero-caseari, quindi tipicamente tutte le produzioni di formaggi a breve, media e più o meno lunga stagionatura prodotti nell'altipiano del Cansiglio, quindi a partire dalla raccolta del latte, passando attraverso l'attività del caseificio fino alla stagionatura e alla vendita. Ci sono però degli altri prodotti che diciamo ramificano un po' quella che è la filiera e la strutturazione degli operatori all'interno di questo progetto, perché abbiamo anche i prodotti lattiero-casari a pasta filata che vedono, diciamo così, l'intervento di un terzista esterno che ha dovuto dimostrarci appunto di gestire il latte come proveniente dal Cansiglio, di rintracciarlo, segregarlo e produrre poi le mozzarelle, i filoni a marchio ovviamente del Cansiglio in un determinato modo. E vede anche un'altra ramificazione legata alla produzione del latte alimentare, quindi latte crudo raccolto in Cansiglio che poi viene trasportato, conferito ad una, tra virgolette, latteria, quindi ad uno stabilimento di trattamento termico del latte che poi sostanzialmente viene confezionato a marchio del Cansiglio. Definiti i prodotti, manca un terzo punto che direi che l'abbiamo lasciato per ultimo, ma forse il più importante. Perché ci spiega effettivamente l'importanza e il valore del progetto legato all'adozione di un sistema di rintracciabilità. E cioè i sistemi di rintracciabilità devono sostanzialmente porsi degli obiettivi. Perché li faccio?
Beh, il centro caseario del Cansiglio molto giustamente ha identificato 3 obiettivi principali, 2 si sovrappongono, diciamo, sono simili. Uno per tutti è l'origine ovviamente del latte e quindi tutte le attività di raccolta legate al latte crudo che avvengono appunto all'interno dell'altipiano del Cansiglio e che riguardano tutti i prodotti che abbiamo citato prima. Dopodiché per i prodotti lattiero-caseari, quindi formaggi in questo caso e yogurt legati proprio all'area Cansiglio, quindi all'interno della quale avviene caseificazione e stagionatura, lì abbiamo la presenza dell'origine legata a tutte queste fasi che ho citato. Quindi abbiamo sostanzialmente il requisito origine che permea tutti gli step di processo, dalla raccolta del latte fino alla produzione del formaggio. L'ultimo requisito, che è altrettanto interessante, direi, è legato a utilizzare questo sistema di rintracciabilità per supportare e dimostrare delle caratteristiche specifiche dell'alimentazione delle bovine da latte, e cioè che sostanzialmente la sostanza secca autoprodotta aziendalmente è pari o superiore al 51% del fabbisogno aziendale. Anche questo è un requisito molto interessante perché radica, lega sostanzialmente la presenza dell'allevamento, l'alimentazione delle bovine a quello che è anche il prato pascolo che citavamo prima, certo, collegato agli altri progetti di cui abbiamo parlato e di cui parleremo. E questo vedremo che è un elemento assolutamente fondamentale anche per la tutela della biodiversità, in quanto il pascolamento vedremo che è uno di quegli elementi che è assolutamente indispensabile per mantenere in determinati ambienti un elevato grado, certo, di biodiversità. Mi permetto a questo proposito di fare un inciso anche simpatico, se posso, perché durante la nostra attività di verifica, soprattutto per quanto riguarda ovviamente, come immaginate, la parte legata al Cansiglio, all'altopiano e quindi ai prati pascoli, veramente in poche ore durante la nostra visita abbiamo incontrato veramente credo una decina di specie animali, e parlo solo di quelle animali diverse, tra cui anche una coppia di ibis di cui esistono, mi pare, al mondo solamente 800 esemplari. Abbiamo avuto la fortuna durante la nostra attività di verifica che riguardava la rintracciabilità di buttare l'occhio verso il prato e di vederli, quindi possiamo anche testimoniare che effettivamente, diciamo, c'è un valore fortissimo legato a questo territorio. L'importante è, giustamente, come è anche obiettivo di questo progetto, cercare di trasferire e di riuscire a comunicare al consumatore finale questa bellezza che anche noi possiamo testimoniare di aver visto, e quindi far capire che il latte che io sto bevendo con quel determinato marchio Biocansiglio, piuttosto che il formaggio o la ricotta, veramente hanno un valore intrinseco che deriva dall'origine e dalla zona di produzione. Questo è veramente determinante, certo, direi. Bene, approfitto dell'interruzione per salutare chi si fosse collegato ora da remoto. Siamo a BioOpen, siamo all'interno dello stand di Veneto Agricoltura. Questo è l'ultimo dei 6 incontri che sono stati organizzati sui temi appunto del biologico da parte di Veneto Agricoltura. Vi ricordo che chi avesse domande può scriverla in chat e saranno raccolte alla fine per le risposte, e questo video sarà disponibile sia sul sito Facebook di Veneto Agricoltura e successivamente anche su YouTube. Procediamo con le slide, Marco? Io direi sì, al di là delle slide, io direi che non so quanto tempo ho ancora a disposizione, però sostanzialmente volevo aggiungere una cosa importante, anzi un paio di cose. Una l'avevi detta giustamente tu, introdotta prima, Davide, cioè quello che abbiamo cercato di fare anche con questo progetto, che state capendo essere piuttosto complesso, multidisciplinare, però anche molto interessante, perché raccoglie diversi schemi di certificazione e conseguentemente diversi colleghi. Siamo stati un team multidisciplinare, quindi con competenze anche diverse. È stato quello di cercare di trovare delle sinergie per evitare da una parte di chiedere le stesse cose in 4 persone agli allevatori o al caseificio e agli altri operatori coinvolti, e dall'altra per appunto cercare di trovare un modo per trasferire le informazioni derivanti dalle attività di verifica all'interno proprio del nostro gruppo. E da questo punto di vista la sinergia più importante, devo dire, che l'abbiamo trovata proprio durante la verifica che abbiamo fatto
presso gli allevamenti, perché sostanzialmente la rintracciabilità è un fondamento importante che riguarda non solo la certificazione ISO 22005, ma lo troviamo come pilastro presente anche negli altri progetti valoriali certificativi che sentiremo anche dopo il mio intervento. E quindi il fatto stesso che io vedessi la corretta identificazione dei bovini con la marca auricolare, che vedessi il registro di stalla, che vedessi le mappe sostanzialmente del pascolo e del prato con gli avvicendamenti nel corso della stagione tra manze, bovini in lattazione e bovini in asciutta, che vedessi il registro dei trattamenti e il registro delle attività agricole legate allo sfalcio e quant'altro, sono tutte informazioni che io ho recuperato e ho trasferito ai colleghi, quindi c'è stata piena sinergia e anche questo devo dire che sinceramente dagli operatori e dagli allevatori che sono stati coinvolti è stato apprezzato. L'altra cosa che volevo dirvi a chiusura un po' della presentazione è che la domanda che può sorgere spontanea è: ma perché? Alla fine perché? Cioè, qual è il valore di questo tipo di, anche se vogliamo, di sforzo, di investimento, no? Legato appunto a mettere insieme una serie di operatori, a gestire delle procedure di tracciabilità e quant'altro? Diciamo che i vantaggi che abbiamo percepito parlando proprio con le persone anche durante la nostra attività sono due sostanzialmente. Uno esterno, e che è quello che si può capire anche maggiormente, e cioè sostanzialmente adesso il consorzio è in grado di raccontare una storia anche al consumatore finale che evochi la bellezza, come abbiamo descritto, dei luoghi e quindi dell'altopiano del Cansiglio, però con un'autorevolezza diversa, nel senso che non è più un'autodichiarazione del consorzio, ma c'è stato l'intervento di CS qua a garanzia del fatto che questo trasferimento di informazioni, queste affermazioni, queste dichiarazioni sono veritiere perché le abbiamo testate. Quindi il ruolo dell'ente di certificazione è stato proprio quello di mettersi anche, se vogliamo, nei panni del consumatore, di andare a vedere passo passo tutti i processi produttivi dall'inizio alla fine e di fungere da garante nel rapporto di fiducia che c'è tra il consorzio e chi compra i prodotti lattiero-caseari. Questo è fondamentale. Quindi diciamo un valore legato alla comunicazione. L'altro aspetto che abbiamo vissuto con anche stupore, devo dire, ma che ci ha fatto molto piacere, è che c'è stata veramente, abbiamo percepito una condivisione, come ho detto prima, e quindi questo è un aspetto di valorizzazione interna al consorzio e agli operatori. C'è stata una condivisione delle regole del gioco, ma soprattutto del fatto di essere partecipi di un progetto ampio, di un progetto che fa bene a tutti. Questo devo dire che è importante sottolinearlo e credo che sia un aspetto assolutamente encomiabile. Certo, confermo. Prima di passare la parola a Stefano, Marco, ti chiederei la cortesia 2 parole sui prodotti di montagna, che sì, è un'altra attestazione che si comincia a vedere anche in giro, certo, e che ha un regime però particolare. Sì, diciamo subito, come giustamente dicevi, non è una certificazione, ma è sostanzialmente una procedura amministrativa che viene condotta in autonomia dall'azienda, che deve ovviamente ricadere all'interno di un comune cosiddetto di montagna. Vi è una lista predisposta dalla regione con tutta una serie di indicazioni e questa procedura amministrativa sostanzialmente richiede la presentazione dei documenti amministrativi compilati con dei dati e quant'altro, dopodiché viene presentata all'ufficio preposto e lì, diciamo, poi l'azienda può fregiarsi di questo tipo di claim, di questo tipo di comunicazione, però non è una certificazione. Diciamo che ben si sposa con il progetto perché chiaramente, avendo poi la rintracciabilità certificata e tutto quello che ci siamo detti, chiaramente c'è un'ottima, si sposa in modo molto perfetto. Insomma. Grazie Marco. Grazie a tutti. Prima di passare la parola a Stefano, ricordo ancora che c'è la possibilità di porre delle domande tramite chat che verranno prese in considerazione alla fine dell'intervento. Bene, passiamo allora alla successiva certificazione di IFOAM con Stefano Astrini, responsabile dello schema bio di CS qua.
Sono molto piacere di essere qui con voi, grazie Davide, grazie Marco. Condivido appieno quello che ha appena detto Marco, nel senso che è stata effettivamente un'esperienza diciamo molto interessante. Si sente? Mi sentite? Ok. È stata effettivamente un'esperienza molto interessante e condivisa. Dal canto mio, assieme anche a una collega, Francesca Cintelli, abbiamo effettuato questo sopralluogo presso queste stalle, presso il caseificio, e ci siamo un po' divisi i compiti, nel senso che la collega si è occupata più dell'aspetto legato alla produzione zootecnica, mentre io ho preso cura dell'aspetto legato alla produzione vegetale e poi alla trasformazione presso il caseificio. E prima di tutto, prima di iniziare, vi introduco brevemente che cos'è IFOAM. Allora, IFOAM è una federazione nata intorno agli anni 70, nel 1972, e da allora svolge un compito di promozione, coordinamento e tutela di quelli che sono i principi dell'agricoltura biologica. Nel 1980 fa uscire un primo standard di certificazione molto importante, perché questo è stato quasi il primordio di quello che poi sarebbe stato il primo regolamento europeo, che uscì poi nel 1991. E quindi da allora e tutt'oggi ha questo compito importante di promuovere, coordinare, ma anche lavorare attivamente alla creazione di regolamenti e norme. Quindi si fonda su 4 principi fondamentali, che sono il principio del benessere, il principio dell'equità, il principio dell'ecologia e il principio della precauzione. E su questi 4 principi IFOAM fonda e crea i propri standard. Ovviamente è uno standard che si occupa nello specifico di agricoltura biologica, lo fa andando un po' più nello stringere determinate norme previste dal regolamento, e in maniera specifica introduce anche aspetti che sono non trattati specificatamente nel regolamento europeo, che sono quelli legati alla giustizia sociale e alla parte che il regolamento cita ma non approfondisce così nello specifico, che è quella legata alla biodiversità. Quindi questi sono aspetti che io e la collega siamo andati poi a verificare in campo, nello specifico all'interno, nel contesto di questo progetto che i colleghi hanno già citato. Chiaramente, come diceva anche Marco, molti aspetti si sono integrati, abbiamo cercato di non accavallarci il più possibile, fermo restando che non era poi così semplice, Comunque penso sinceramente che sia stato fatto un buon lavoro, e questo è quello che volevo dirvi io in maniera generale su quello che è IFOAM. Per quanto riguarda poi, se vogliamo un po' citare quali sono le differenze sostanziali tra IFOAM e il regolamento 834, oramai diventato 848, perché dal 1 gennaio 2022 entrerà in vigore questo nuovo regolamento. Appunto, a livello proprio di temi, la parte che per IFOAM è essenziale è la tutela della biodiversità. È chiaro che poi, integrandoci anche con quello che ha svolto Davide, ovviamente io e la collega abbiamo cercato un attimo di valutare in maniera
il più oggettiva possibile appunto la presenza di biodiversità nei contesti che abbiamo visitato, e quindi abbiamo posto particolare attenzione all'assenza di fenomeni erosivi, all'assenza di fenomeni legati a disboscamento, alla presenza di elementi naturali, laghetti e quant'altro, tutti elementi appunto che creano complessità ambientale, che sono basilari per quanto riguarda lo schema di IFOAM. Ecco, scusa Stefano, ti interrompo. Hai citato disboscamenti, perché nello standard di IFOAM è specificato che Sì. le colture non possono derivare, mentre questo non è così chiaro, oppure non è proprio citato nel regolamento, ad esempio, europeo. Certo, Almeno infatti. nell'834, Infatti. non so se magari No, nell'848. anche Questo nel dà un po' Infatti, la differenza anche di... Allora, a livello di definizioni, a livello di appunto intenzioni, si parla di una tutela della biodiversità, ma in maniera molto generalizzata, mentre IFOAM, diciamo, definisce in maniera più chiara quali sono gli aspetti e gli elementi che devono essere poi verificati. Quindi la differenza sta proprio in questo punto qua. Ecco. Poi per quanto riguarda appunto, come vi dicevo, l'aspetto sociale, ecco, questo invece è un elemento che il regolamento europeo non, diciamo, ad oggi almeno non cita, e quindi per quanto riguarda questo aspetto è stata fatta per tutte le aziende che hanno ovviamente dei dipendenti, è stata fatta una verifica che appunto il personale fosse, diciamo, tra virgolette, trattato in maniera adeguata e opportuna, che ci fossero dei contratti adeguati e quant'altro. Insomma, è chiaro che non siamo diciamo nel terzo mondo, però comunque è importante verificare anche qui da noi determinati aspetti, e la giustizia sociale in questo diventa comunque un punto fondamentale anche appunto per questo, insomma. Per quanto riguarda invece sì, adesso vedevo la slide della fertilità del suolo, Davide mi diceva prima appunto che viene già comunque verificata, però è chiaro che anche a livello, diciamo, visivo, attraverso appunto la verifica del suolo, ma anche attraverso la verifica delle essenze presenti in un campo, è possibile comunque avere un feedback della fertilità del suolo stesso. Quindi IFOAM appunto chiede appunto un approccio un po' diverso, un po' più particolare anche sotto questi punti di vista. Per quanto riguarda invece l'aspetto legato alla zootecnia, diciamo che a livello diciamo a grandi linee non si distanzia diciamo grandemente da quelle che sono le norme dell'agricoltura biologica regolamentata, però ci sono degli aspetti fondamentali, tipo ad esempio, vado a memoria, la necessità della presenza del pascolo per tutte le categorie degli animali, cosa che nel regolamento europeo è una, tra virgolette, chiamiamola possibilità, nel senso che viene richiesto appunto che gli animali debbano accedere al pascolo tutte le volte che le condizioni lo permettono, mentre diciamo IFOAM sottolinea il fatto che gli animali devono necessariamente durante la stagione andare al pascolo. Ecco. Questa è una differenza diciamo abbastanza sostanziale. Un'altra differenza che mi viene in mente è legata ad esempio alla lettiera. IFOAM chiede ad esempio che la lettiera vegetale sia di origine biologica, quindi uno sforzo in più da parte dell'allevatore è quello proprio di cercare paglia bio appunto per l'utilizzo in lettiera. E lo stesso anche a livello sanitario, mi vengono in mente le vaccinazioni,
il regolamento bio le prevede, IFOAM chiaramente le prevede, però chiede uno sforzo in più, chiede appunto che ci sia comunque una dichiarazione da parte del veterinario proprio per poter effettuare appunto la profilassi, insomma. Mi sembra che bene o male abbiamo detto tutto. C'è anche il discorso del tempo di sospensione che comunque tutto sommato si sposa con quello che dice il regolamento 834 e 848, cioè il doppio del normale, sono 48 ore. Qua IFOAM dice che non deve essere meno di 14 giorni, quindi non meno di 14 ore, secondo me è un errore quello. Okay. E basta. Poi c'era il discorso della conversione nella slide precedente. Per quanto riguarda diciamo, il regolamento bio, la conversione prevede 6 mesi dal momento in cui gli animali iniziano a nutrirsi di alimenti biologici, mentre per quanto riguarda IFOAM la conversione è legata al periodo di gravidanza, quindi nel momento in cui durante il periodo di gravidanza appunto l'animale l'animale diciamo mangia alimenti diciamo biologici / IFOAM, questo appunto porta a seguire appunto il termine, il periodo di conversione, sia per gli animali sia per i prodotti stessi. Bene, grazie Stefano, grazie Marco. Io ricordo ancora a chi si fosse collegato che c'è la possibilità di fare delle domande tramite chat che verranno prese in considerazione alla fine dell'intervento e che la presente registrazione sarà resa disponibile sia nel sito Facebook di Veneto Agricoltura che successivamente anche sul canale YouTube. Ecco, abbiamo visto la parte di rintracciabilità, abbiamo visto la parte di IFOAM e come è stabilito appunto all'inizio, come abbiamo visto nello schema precedente, questi due schemi vanno a conglobarsi all'interno di un altro schema ancora che prevede da una parte la rintracciabilità e dall'altra degli elementi di benessere animale che pertanto sono stati inglobati all'interno di questo. Lo schema di cui parliamo è Biodiversity Friend, è uno schema di proprietà della World Biodiversity Association, che è un'associazione di Verona che fa ricerche in campo naturalistico e in campo entomologico e con la quale una decina d'anni fa abbiamo dato avvio a questo schema di certificazione con lo scopo proprio di preservare e di aumentare ove possibile la biodiversità nelle aziende agricole. È uno schema che va a punteggio, pertanto ci sono alcune azioni che l'agricoltore deve mettere in atto e che generano un determinato punteggio, un determinato peso. Al di sotto di una certa soglia l'azienda non è certificabile, ma è uno schema che è dinamico, pertanto nel momento in cui un'azienda viene inserita all'interno della certificazione le viene richiesto un miglioramento ogni anno, un miglioramento diciamo seppur minimo, ma comunque un miglioramento che deve tendere appunto verso l'alto, verso il più possibile la maggiore biodiversità. Qui vedete le 10 azioni, alcune sono diciamo così simili o comuni in qualche maniera anche con il regolamento bio, nel senso che ad esempio la prima azione è il modello colturale, all'interno di questa viene riconosciuto ad esempio già un punteggio più alto per le aziende che sono bio, però le altre sono delle cose che si differenziano un pochino da questo regolamento, ad esempio l'azione 4 che va a premiare quelle aziende che al proprio interno hanno delle siepi, dei boschi, dei prati, delle specie nettarifere, cioè tutti quegli elementi che ovviamente fungono da habitat per i vari animali e che possono contribuire appunto all'aumento della biodiversità. Viene posto un accento particolare anche alla biodiversità agraria, pertanto il recupero di specie animali o vegetali diciamo antiche o che comunque non vengono più utilizzate e che magari sono patrimonio della civiltà, dell'ambiente in cui vivono. E poi abbiamo le tre, a mio avviso,
azioni peculiari di questo schema, che sono l'analisi del suolo, dell'acqua, dell'aria, con delle metodologie diciamo innovative, in quanto vengono utilizzati i bioindicatori. Cosa sono i bioindicatori? Sono degli organismi animali o anche vegetali in misura minore, ma che danno delle informazioni circa l'ambiente in cui vivono. Per cui la presenza o l'assenza di determinati gruppi animali ci dà un'indicazione della qualità che appunto ritroviamo all'interno del suolo, all'interno dell'acqua o anche nell'aria. Per quanto riguarda il suolo, qui vedete le tecniche di rilievo, è un rilievo che si fa direttamente in campo con l'agricoltore di fronte, che prevede diciamo, l'analisi di un campione di terreno che viene setacciato. E ecco, qui vediamo proprio un'immagine da drone del collega in Cansiglio che faceva questa attività. Come vedete il sole picchiava perché ha un cappello con una larga tesa, era agosto. E ecco, all'interno del campione andiamo a trovare dei gruppi animali, ciascuno dei quali ha un proprio peso, ha un proprio punteggio, e si va, come vedete, da organismi che sono ubiquitari e che pertanto hanno un basso peso perché non ci danno nessuna indicazione sulla bontà di quel terreno, fino a organismi che invece hanno un punteggio molto alto. Una cosa simile si replica per l'analisi dell'acqua, in questo caso vedete l'analisi di un fossato che attraversa una proprietà. Anche in questo caso si vanno a vedere dei gruppi, in questo caso di macroinvertebrati, per cui organismi che svolgono la loro fase sia di adulto ma anche fase larvale in acqua e che hanno delle differenti sensibilità agli inquinanti, che pertanto ci possono dare informazioni preziose per la qualità di quell'acqua. Un'altra analisi che si fa è quella sull'aria, utilizzando in questo caso i licheni, che sono considerati da molti anni ormai degli ottimi bioindicatori, per cui anche in questo caso si va a vedere la frequenza relativa dei vari gruppi di licheni su alcuni campioni di corteccia di albero. Questo è lo schema che fino ad ora era stato pensato ed è stato applicato da una decina d'anni fa fino ad oggi, soprattutto diciamo in ambito vitivinicolo e in ambito di frutticoltura. Però c'è richiesta dal mercato di applicare questo schema anche alla parte animale, e pertanto VBA si è posto il problema di estendere questo schema anche appunto a questo ambito, e seguendo quella che è la mission ovviamente dell'associazione ha deciso di estenderlo ma a determinate condizioni, e pertanto applicandolo all'allevamento sì ma all'allevamento estensivo. E pertanto ancora una volta il Cansiglio è diventato palestra anche in questo caso di test per questo nuovo schema che è sempre comunque un biodiversity friend, però con un modulo aggiuntivo chiamato prati e pascoli, e si dà l'accento proprio non tanto al prodotto animale ma proprio all'ambiente che si vuole tutelare, cioè i prati e i pascoli. Si basa sostanzialmente su una prima analisi vegetazionale, i rilievi vengono effettuati tramite la classica metodologia di Brown-Blanquet, che prevede la predisposizione di alcuni transetti all'interno dei quali vengono identificate le varie specie. Per ciascuna di queste viene determinato un indice di ricoprimento che ne determina l'abbondanza, e poi vengono elaborati i dati. Ovviamente un primo risultato importante, che è già di per sé visivo e che dà già ragione della qualità dell'ambiente in cui ci troviamo, è l'elenco floristico, cioè la diversità floristica, cioè il numero di specie che si contano all'interno di un determinato ambiente. Qui vedete sono riportate 268 specie, considerando un'estensione molto ampia del Cansiglio, ma che comunque è già un numero ragguardevole, che appartengono a loro volta a 21 classi fitosociologiche. Le classi fitosociologiche sono delle classi che raggruppano delle specie che hanno delle esigenze ecologiche simili. Ecco, l'obiettivo di questo schema è quello di cercare di adottare delle metodologie di allevamento che portino al mantenimento
di questi dati, di questi numeri, di questa biodiversità, cioè di queste 268 specie, di queste 21 classi fitosociologiche. Ovviamente declinate pascolo per pascolo, qui abbiamo un dato, diciamo, totale. I risultati sono questi che vedete qui. La maggior parte, diciamo, delle associazioni fanno parte di quelli che vengono chiamati pascoli pingui, cioè i pascoli più concimati proprio dalla presenza anche degli animali. E in misura minore abbiamo i pascoli magri, che sono quelli che magari risentono più della pendenza, per cui c'è un effetto di dilavamento che lascia, diciamo, il terreno più povero e pertanto va ad ospitare altre associazioni floristiche che magari hanno un peso e hanno un valore pabulare minore dal punto di vista dell'allevamento, ma che rappresentano magari invece al contrario delle associazioni molto importanti dal punto di vista ecologico. Infatti i pati magri diciamo, ospitano molto spesso anche delle associazioni che sono appunto di questo tipo. E poi c'è l'indicazione delle infestanti e di quelle associazioni che invece indicano in qualche maniera un certo degrado del pascolo, come ad esempio le specie che sono caratteristiche del margine boschivo, le specie nemorali. Perché? Perché questo indicherebbe la presenza, diciamo, un'elevata presenza di queste specie indica una dinamica che va nella direzione che noi è quella che stiamo cercando di contrastare, cioè quella dell'invasione del bosco a discapito dei prati e dei pascoli. Come vedete i numeri qui sono confortanti, nel senso che la maggior parte è concentrata, delle specie è concentrata nelle associazioni di pascoli pingui magri, e ad esempio di margine di bosco abbiamo un numero poco rappresentativo, per cui si parte comunque già da una buona base di inizio. Ecco, tutto questo che cosa va a generare in aggiunta a tutto quello che abbiamo detto? E come diceva Marco prima, questo è un valore che dobbiamo in qualche maniera poi trasmettere al consumatore, trasmettere al prodotto, per cui nel caso specifico della biodiversità dei prati pascoli, che cosa possiamo andare a trasmettere? Beh, possiamo andare a trasmettere innanzitutto che questi prodotti derivano da animali che sono nutriti con foraggio ricco di specie erbacee, che poi ha anche una ricaduta a livello sensoriale, a livello di profumi e di sapori che, come sappiamo, beneficiano di questa diversità. Un secondo aspetto è quello invece che le aziende conferenti, proprio tramite l'attività di pascolamento, tramite l'attività di sfalcio dei prati permanenti, svolgono un importante servizio ecosistemico, ecco che ritorniamo al concetto di prima, nel mantenere la biodiversità di questi paesaggi, perché sappiamo che appunto questi ambienti non gestiti andrebbero inesorabilmente incontro ad un, non voglio dire degrado, ma comunque ad una modifica, e pertanto i numeri, il valore che abbiamo visto prima andrebbe sicuramente compromesso. Per cui ecco, l'importante è quello anche di trovare un corretto sistema di trasmissione di queste informazioni sui prodotti, in maniera da trasmettere correttamente questo valore al consumatore finale, che possa appunto poi avere la possibilità di scegliere tra un prodotto e l'altro quello che ritiene più confacente alla propria visione di sostenibilità. Io con questo avrei concluso, vediamo se ci sono dalla regia delle domande. Non ci sono domande al momento, pertanto io ringrazio Stefano, ringrazio Marco, ringrazio ancora Veneto Agricoltura per l'invito. Con oggi si conclude il sesto appuntamento di ciclo di incontri che Veneto Agricoltura ha organizzato qui al BioOpen, alla prima edizione di BioOpen di Verona, e con questo vi saluto. Qui ci sono i nostri riferimenti, per qualsiasi cosa siamo a disposizione. Grazie a tutti, buonasera.